La seconda corsa è una prova per 5-6 anni femmine. All'1 Nacea, 2 Cinzia, 3 Dina del Brenta, 4 Destasi Clemar, 5 DeLorean Wise, 6 Chance Joyeuse, in seconda fila 7 Daisy Vic. Con molta cautela Chance Joyeuse, si ritrae anche DeLorean Wise. Si parte con Nacea che mantiene facilmente la testa nei confronti di Cinzia che si parcheggia in seconda posizione. All'esterno Dina del Brenta, in corda filtra Daisy Vic che tiene a largo numero Destasi 6, Clemar, poi DeLorean Wise ha squalificato. deciso di non partire, quindi dopo 200 metri in 14,4 Nacea è in vantaggio, ora può graduare il ritmo. Rimane seconda Cinzia che precede Dina del Brenta, avanza all'esterno Destasi Clemar, una volta rimasta allo scoperto, si porta in scia DeLorean Wise, 400 in 31 per la leader Nacea che ora rallenta in maniera anche abbastanza vistosa sulla curva di sinistra, riprende decisamente in mano Roberto Vecchione e si permette una frazione di tutto comodo. 16,7 infatti questo paletto, passaggio davanti alle tribune, Nacea in vantaggio nei confronti di Cinzia, Dina del Brenta, di fuori Destasi Clemar che risale per gradi, si trascina DeLorean Wise, il giro di corsa in 1,2 per Nacea che continua a guidare, Destasi Clemar che è arrivata all'esterno, al salchi della leader. Cinzia in corda, poi Dina del Brenta, ancora DeLorean Wise e Daisy Vic, chilometro in 1,16,9, frazione un po' più svelta ora perché Destasi Clemar prova a mettere pressione a Nacea, la quale si mantiene in vantaggio. Destasi di fuori, poi DeLorean Wise in corda, sempre Cinzia quando siamo a 400 metri dalla conclusione, la retta di line 13,9 in vantaggio Nacea. Cinzia nella sua scia, Destasi Clemar che perde qualche battuta al largo, si butta di dentro invece DeLorean Wise, poi ancora Daisy Vic che prova a venire a fare un po' di arrivo quando siamo all'ingresso dell'addirittura d'arrivo e Nacea accelera per staccare le rivali, Nacea che nel finale vince come vuole, Nacea al minimo dei giri porta a casa il successo, al secondo finisce Cinzia, al terzo posto DeLorean Wise. 28,5 a chiudere dopo un 28,8, 1,14,2 il ragguaglio cronometrico, c'è 57,3 per gli ultimi 800 metri fatti in mano da Nacea. Roberto Vecchione per il team Elert, i colori di Christoph Hoffmann, da 6 anni da Odessa Sant'Anna, ritorna al successo, cavalla che in queste categorie sa davvero far valere una classe differente, vince come vuole Nacea, al secondo Cinzia, al terzo DeLorean Wise.